Il silenzio dura da 2 anni, da quando l'aereo della Transaven con 14 persone a bordo, tra cui 8 italiani, è scomparso mentre volava sopra le acque dell'arcipelago di Los Roques. Nessuna delle poche ricerche effettuate finora ha dato risultati utili e plausibili. E proprio per cercare risposte che mettano fine al proprio incubo, i familiari degli scomparsi sono andati a protestare nel pomeriggio davanti alla sede dell'ambasciata venezuelana a Roma. Tra loro anche i familiari di Paolo Durante, Bruna Guernieri e delle piccole Emma e Sofia, che 2 anni fa avevano scelto il paese caraibico per le loro vacanze invernali. Non esiste alcuna certezza sul loro destino e di quello degli altri 4 italiani, 2 sposi romani e 2 amiche bolognesi, nonché dell'equipaggio e di altri turisti a bordo. Nessuno può dire se siano morti o vivi chissà dove. A questo mirano le ricerche, finanziate in gran parte dal governo italiano, che ripartiranno a giorni dopo alcuni intoppi burocratici sopravvenuti in Sud America. L'accusa è proprio contro l'immobilismo del governo guidato dal presidente Chavez, che a detta dei parenti non si è impegnato a fondo in questi 24 mesi per scoprire la verità e il destino di quell'aereo. Riportiamoli a casa, questo è l'unico obiettivo di parenti, amici, avvocati e della Farnesina, per avere una risposta definitiva sulla sorte dei loro cari, partiti per le ferie ed entrati in un incubo che ancora non ha fine.